Che cosa vuole? Parlare con il signor Barnier. Ha un appuntamento? No, ma una cosa molto importante da comunicargli. Ma sono appena le 8, il signore deve ancora svegliarsi. È una questione molto urgente. Va bene, arrivo. Cosa c'è che non va? Nulla, va tutto benissimo, signore. E perché è qui allora? Sono venuto a chiederle un aumento. È venuto a chiedermi un aumento. Mi sta prendendo in giro? Oh, non mi permetterei mai, signore. E lei avrebbe la spudoratezza di venire a svegliarmi alle 8 a casa mia per chiedermi un aumento di stipendio? Quando saprà la ragione per la quale io oggi sono venuto... Ah, non voglio sapere niente. Ne va della mia vita. Non me ne importa un fico secco. La trama di Oscar si svolge in una non meglio identificata località francese. Potrebbe essere una grande città, potrebbe essere la capitale, Parigi, ma potrebbe anche essere tranquillamente una città di secondaria importanza dove vive Bertrand Barnier. È un uomo che si capisce essere un magnate, essere un industriale, comunque un imprenditore, come si direbbe oggi, che sta vivendo la sua giornata di riposo a casa, tranquillo e beato, sperando di non avere alcun diversivo e di non essere soprattutto scocciato da alcuna persona. Naturalmente questo non accade e di prima mattina viene ad essere visitato né più né meno che dal suo contabile, un giovane contabile che gli manifesterà una serie di richieste, che presenterà delle precise rimostranze nei suoi confronti, con anche il paventare una difficoltà aziendale che potrebbe portare a drastiche conseguenze. Bertrand, da buon imprenditore, capisce di dover prendere in mano la questione, di cercare di trovare una soluzione per questa difficoltà improvvisa che si manifesta e attraverso una serie di invenzioni, attraverso un susseguirsi rapido, veloce e pirotecnico, ma sicuramente molto divertente, cercherà di portare a buon fine quello che è il tentativo da parte sua di resistere ad una serie, veramente un'interminabile serie di accadimenti che lo interessano in prima persona. Gli altri personaggi a corollario di questa situazione e che girano intorno a Bertrand e a questo Oscar, che è il nome della persona attraverso la quale si troverà una soluzione finale e che comunque rappresenta anche per certi versi un problema. Hanno suonato! Ah, sì, scusi, vado. Oh! E adesso vorrei proprio sapere chi è quello sbadato che ha messo incinta mia figlia. Germain! Germain! Sì? Chi mi chiama? Sono io, tuo marito, Bertrand. Oh sì, conosco. Devo parlarti. Tua figlia ha un amante. Anch'io. Come? Voglio dire, anch'io devo parlarti. Sei inopportuna come al solito. E allora avanti, parla tu. Tua figlia ha un amante? Questo lo so già. Ma io l'ho saputo prima di te. Allora saprai anche che aspetta un bambino. Davvero? Questo è deficiente. È il destino di tutte le donne. Gli oggetti rappresentano essi stessi dei protagonisti in questa storia. Sono alcune valigie che contengono alcuni materiali di cui ovviamente non vi dirò alcunché, trattandosi di non voler rovinare la sorpresa per coloro che assisteranno allo spettacolo. Il finale è a dir poco sorprendente, di sicuro è di grande effetto, ma finora ha sempre dato la soddisfazione, al di là del raggiungimento dello scopo, che è quello di divertire e di tenere viva l'attenzione da parte del pubblico, ma al di là di questo sicuramente comporta una soddisfazione dal punto di vista proprio umano. Oh! Stavo per suonare e la porta si è aperta da sé. È una cosa buffissima. E il signore? Philippe Dubois, Cioè? il massaggiatore del dottor Barnier. Ah, piacere, Christian Martin. Oh, molto piacere. Ah! Senta, scusi
scusi, ma lei non è mica campione di qualcosa? Vabbè, io ho vinto 3 Appolli d'oro per il miglior fisico europeo. Allora avrà tutte le donne ai suoi piedi. Oh beh, insomma. Non mi dirà mica che lei è sposato, vero? Ah, no, no. Oh, tanto piacere di Oh, fare molto la sua piacere. conoscenza. Lei immagini che io mi trovi di fronte ad un grave problema. Ah, è il dolore alla spalla, ma non si preoccupi, signor Barnier. Ora le faccio un bel massaggio. Faccia piano, mazza di bovino! Lo sempre delicato lei, signor Barnier. Ah, la valigia, qui, subito la valigia, qui, veloce! Vada. Ah, ma faccia piano, brutto selvaggio imbufalito! Più piano, Così va bene. più piano, Così va bene. più piano, così va bene. Ah. Oscar è una storia che viaggia attraverso i dettami del lavoro di gruppo. Questo è un commento da regista, se mi permettete. È un lavoro basato sui meccanismi dell'equivoco, sui meccanismi del susseguirsi degli eventi rapido e un susseguirsi degli eventi che comporta più che la risata, più che la battuta fulminante che scatena la risata, un rapido susseguirsi di sorrisi, di risate sommesse, di risate che sommate l'una all'altra conducono allo spettatore, soprattutto nella seconda parte, ad avere una completa ilarità, a vivere una completa ilarità. L'autore stesso si riproponeva, nel momento in cui presentò per le prime volte questa commedia, di avere almeno 100 risate. Avere almeno 100 risate in uno spettacolo di 2 atti significa ridere, sorridere almeno ogni minuto. La vicenda è nota ai più, noi contiamo di rappresentarla e di soddisfare anche il pubblico più esigente, questa è una presunzione ma d'altra parte è un obiettivo che ci prefiggiamo. Avrei bisogno di parlare con lei. Non è il momento. È una cosa urgente. E va bene, accomodati, parla. Volevo avvisare il signore che non posso più restare a servizio da loro. Ah, beh, ci mancava che questa oggi. E come mai? Perché mi sposo, signore. Brava, almeno tu ci riesci. Già. E con chi? Oh, lei lo conosce bene. Ah sì? Oh sì, lui viene spesso qui. E chi è? Onorato della Boutinier. Ah, il barone, quel pedicelloso. Mi dispiace, signore, ma i pedicelli non li ha più. E com'è che non ha più i pedicelli? Altri sfoghi, si vede. Non capisco. Bernadette! Vai immediatamente fuori da questa casa, non sarò io a pagarti le marchette per un altro. Fai la tua valigia e scompari. Si spogli? Chi, io? Chi vuole che si spogli? Mia moglie? Oh no, per carità, ma completamente. Solo la maglia. Si giri un po'. Faccia muovere un po' tutto per vedere. Sì, faccia muovere, faccia muovere. Lei è massaggiatore? Fisioterapista. Ancora meglio, vuole sposare mia figlia? È veramente... Oscar è una delle commedie brillanti, un vaudeville, che a nostro giudizio, ma anche per quello che è stata l'esperienza finora più che positiva delle nostre rappresentazioni, rappresenta. È proprio una commedia dove il pubblico sente di dover dire la sua. Quasi dobbiamo pensare di cercare di mantenere una certa qual tranquillità da parte degli spettatori quando spontaneamente cercherebbero quasi di dare consigli ai vari attori, cercherebbero quasi di dare la loro consulenza per cercare di evitare che taluni personaggi non effettuino alcune azioni oppure ne effettuino un altro. Buongiorno signora, le riporto la valigia del signor Barnier da parte del barone della Boutinier. Grazie, molto gentile. Ma tu sei Oscar! Ricorda, suo marito è licenziato, ma grazie a Bernadette, ora sono l'artista del barone. Via!
Il signor Barone ha detto che rivuole la valigia della signora Bernadette. Ecco, e ringrazi tanto il barone da parte di mio marito. Non mancherò, non mancherò. Arrivederci. Arrivederci. No, 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 no! Questa è mia! Neanche guardare la dovete! Da quando non abbiamo più la serva, questo campanello non fa altro che suonare. Questa commedia, per quanto riguarda Tracce sul palco, sottolineo, è autorizzata ufficialmente dall'agenzia che ne detiene i titoli, che ne detiene i diritti alla rappresentazione. Quindi al di là della SIAE, al di là della normale autorizzazione, noi ci fregiamo di questa ulteriore qualità, di questa ulteriore autorizzazione che ci consente di rappresentare questa commedia che altrimenti non potrebbe essere rappresentata. La compagnia Tracce sul palco di Mogliano ha pensato di scegliere un repertorio che si diversificasse, che si differenziasse da quello comunemente utilizzato da altre compagnie. Noi abbiamo pensato e abbiamo proseguito in tal senso di utilizzare, di studiare, di mettere in scena dei testi appartenenti ad altre tipologie comiche. Poi vedremo come successivamente a Oscar siamo riusciti anche a realizzare, a mettere, ad allestire le commedie di Peppino De Filippo.